manca pochissimo ormai. Siamo giunti all'atto conclusivo di questa quarta semifinale del Super Frustino Tommaso Grassi Award 2023. Ritirato Bevuti Eco, sono in 9 al via Argo Spritz, Corina Jet, Voodoo dei Greppi, Fan Quick, Volnik Ducras in prima fila, Bacco degli Dei, Virtuoso Luis, Zola Key, Back on Top in seconda fila. Favori per Volnik Ducras, numero 6 Lorenzo Baldi. Macchina che accelera, stacca con Fan Quick, veloce con Volnik Ducras all'esterno. Lungo la corda Voodoo dei Greppi, cerca di sopravanzare Corina Jet. Tanto ha preso l'errore di Corina Jet e Volnik Ducras si porta su Fan Quick per sfilare in 300 metri. Terza posizione già per Back on Top, che ha colto ottima partenza dalla seconda fila. Intanto completa il quarto iniziale Volnik Ducras in 29,2 nella sua scia Fan Quick, poi Back on Top e via via tutti gli altri, con ritmo che si mantiene piuttosto sostenuto da parte di Volnik Ducras, che completa in 44,5 i primi 600 di gara, 15,3 la frazione in curva. Si trascina sempre Fan Quick, Back on Top, quindi Virtuoso Luis, Zola Key, ancora Argo Spritz e quindi Bacco degli Dei. Se n'è andato il giro in 58,8 con Volnik Ducras che conduce, in seconda posizione Fan Quick, Back on Top in terza. Chilometro completato dalla testa in 1:13,9. Volnik Ducras in vantaggio, Fan Quick in seconda posizione, sposta Back on Top dalla terza posizione, viene via cattivo a 500 dall'arrivo. Back on Top va su Volnik Ducras, lo impegna severamente sulla curva conclusiva, è già in grado di passare a 300 dall'arrivo. In vantaggio Back on Top, Volnik Ducras volato via sulla curva e Back on Top prende vantaggio per isolarsi. Anche Fan Quick sposta su Volnik Ducras. Vediamo l'arrivo con Back on Top che viene a concludere una grandissima serata, vincendo anche il centrale, mentre al secondo finisce Virtuoso Luis e per il terzo c'è da vedere fra Volnik Ducras e Fan Quick. 1:12,5 il ragguaglio conclusivo, 28,2 a chiudere per Back on Top, che Giuseppe De Filippis porta alla vittoria e si assicura anche il primo posto nella serata e quindi il passaggio alla finale del Super Frustino per Giuseppe De Filippis. La vittoria per Back on Top, Giuseppe De Filippis, che ne è anche l'allenatore, per conto della scuderia Levante Orsis.